Si va con la punizione di Vitrano sul secondo, il colpo di testa e il raddoppio dell'Aspra. Ha segnato Gaio e quindi 2-0. Si va a battere l'appoggio e il tiro pericoloso di Ventimiglia. C'è stato il tocco in calcio d'angolo di D'Amore. Crisanti, parte la battuta, colpo di testa D'Amore. Poi si ferma davanti a Scilufo. Poi tascone destro larghissimo. Palazzo lo appoggia sulla fascia. Ancora Palazzo, stavolta va verso destra. Tomasello profondo, posizione regolare, il tiro. Scilufo se la porta in avanti, la schiaccia con la testa, ancora avanti Scilufo, serve largo per Lococo, largo di poco, questa era da mettere dentro per l'Aspra. Vitrano attaccato, lascia il pallone per Imesi che si era infilato, attenzione alla conclusione col sinistro di Giovenco. Arrivo di Amato, lo scambio rapido dei giocatori dell'Aspra. Tomasello profondo, destro in porta. Eccolo qui il 3-0 da parte di Vitrano, che mette forse il punto finale per questa sfida. Attenzione al pallone chiamato da parte di Giovenco, stavolta entra in area di rigore, attenzione a Barbera in mezzo, ancora Giovenco, calcia, deviazione sul fondo da parte di Lovarco. Triplice fischio, siamo proprio giunti al 45esimo, nessun minuto di recupero, 3-0 per l'Aspra sullo Sciara.